Liberazione dei Sogni, oggi 25 aprile 2019 siamo insieme a Roberto Rescinio e la sua chitarra. Ciao Roberto. Ciao a tutti, sto scaldando l'attrezzo per dopo, tra un po' si sale sul palco, sempre una bella emozione. Questa è una manifestazione che va avanti da diversi anni per la Hollywood e insomma ritrovarsi tra tanti amici a fare quello che insomma maggiormente ci appassiona è sempre una bellissima emozione. I tuoi sogni, quelli da bambino, quello che più ti faceva venire voglia di crescere e dire devo realizzarlo? Ma io da bambino sognavo di diventare uno sportivo professionista e in parallelo sognavo anche di diventare un cantautore. Diciamo che non ho realizzato nessuno dei due. Benissimo. Quindi oggi la mia filosofia di vita è quella di vivere alla giornata, insomma, di godere di ogni attimo, perché la vita va vissuta così, secondo me, con leggerezza e inseguendo le proprie passioni. Vai, cantaci una canzone, quella canzone che ti ha caratterizzato e che ha espresso al meglio il tuo sogno. Te la dedico, questa è mia, l'ho scritta stamattina. E a luna rossa mi parli te e le domande si aspetta a me e mi risponde se io può sapere che non c'è sta nessuna. Un po' scordatella però. Vabbè, l'accorderai dopo. Nel frattempo però un saluto agli amici di Street News e a Hollywood per i suoi 12 anni. Saluto come sempre gli amici di Street News, grandissimi, e gli amici della Hollywood. Ciao!